Presidente, un'importante iniziativa, oggi si parla dell'Ecobonus 110, le ultimissime novità anche da un punto di vista legale. Sì, sappiamo bene che la pandemia da Covid negli ultimi 500 giorni ha messo in ginocchio l'economia del Paese, coinvolgendo in pieno il settore delle costruzioni, che era già in sofferenza in gran parte del territorio nazionale, soprattutto in contesti territoriali come il nostro, dove la Cassa Edile ha registrato negli ultimi 10 anni la perdita, sempre nel settore delle costruzioni, la perdita di 4.300 posti di lavoro, 707 sono le imprese che hanno chiuso i battenti, e 23 milioni di euro sono le perdite in termini di salari per gli addetti ai lavori. Quindi oggi cominciamo a vedere l'uscita del tunnel di questa crisi che riteniamo una delle più devastanti crisi sanitaria e socio-economica, direi, del dopoguerra, ma vediamo l'uscita di questo tunnel grazie alla campagna vaccinale che sta dando i primi risultati per ridurre i contagi, grazie a provvedimenti importanti come per far ripartire l'economia come il Recovery Plan e grazie alle politiche di incentivi fiscali che noi riteniamo fondamentali per far ripartire il settore delle costruzioni e per richiamare investimenti nel settore delle costruzioni. Quindi come per l'appunto il super bonus. Quindi abbiamo voluto organizzare questo seminario coinvolgendo peraltro autorevoli esperti in materia che oggi ci illumineranno non soltanto sulle detrazioni fiscali, sugli incentivi fiscali, ma anche sulle procedure da seguire sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista amministrativo. Architetto Pietro Fiaccabrino, un'importante iniziativa oggi che si snoda in diversi momenti di approfondimento. Sì, oggi ritorniamo dopo un lungo periodo di fermo, di stasi dovuto alla pandemia da Covid-19, ritorniamo con le dovute cautele a ritrovarci in presenza per celebrare un importante momento di aggiornamento professionale, di formazione su un tema delicato quanto attuale, quello del sisma bonus. Oggi grazie agli interventi che si susseguiranno saranno affrontati gli aspetti salienti del tema trattato, iniziando dall'ingegnere Prisinzano, che è il responsabile del laboratorio per le attività programmatiche per l'efficienza energetica, che parlerà proprio del sisma bonus, cos'è il sisma bonus, la differenza tra gli interventi trainanti e gli interventi trainati, la differenza tra gli interventi sulle unità immobiliari condominiali e singole. Proseguirà i lavori con l'intervento del dottore Carapanzano, commercialista, che affronterà il tema dal punto di vista delle detrazioni, della fatturazione, con un esempio specifico, ed infine l'architetto Giuseppe Grimaldi, che invece entrerà ancora di più nello specifico con un esempio pratico di pratica appunto di sisma bonus.